Un fulmine a ciel sereno, reazioni simili ai boati dei tuoni estivi. L'Istituto Pio XII di Misurina, fiore all'occhiello per la cura in alta quota dei problemi respiratori dei bambini, rischia di chiudere. Incredula la sindaca di Auronzo, Tatiana Pais-Becker, che di prima mattina affida a Facebook il suo appello alle istituzioni tutte, in particolare al presidente Zaia, affinché intervengano per scongiurare la chiusura della struttura a fine anno. Sconcerto anche del mondo sindacale. Ieri i rappresentanti di CGIL, CISL e UIL erano stati convocati dalla dirigenza dell'istituto. All'apparenza un incontro per fare il punto sull'andamento della gestione, invece sul piatto sono stati calati i conti in rosso che non consentono una prosecuzione dell'attività. Il motivo? Le procedure richieste alle famiglie dei bambini che provengono da fuori regione. Prima a quanto pare bastava una semplice prescrizione medica e i bambini potevano accedere alla struttura, mentre adesso si deve riunire una commissione apposita che poi valuta se l'intervento deve essere fatto o meno. L'iter farraginoso sta scoraggiando le famiglie, se è vero come è vero che a fronte di una media di una presenza fissa mensile di 30 pazienti, i ricoveri oramai si contano sulle dita di una mano. Responsabilità vengono addossate alla Regione, pur se la struttura anche quest'anno da Venezia è stato assegnato un contributo di 1.200.000 euro. Quella convenzione in atto che deriva da una vecchia legge è storica e quindi lì sono stati accreditati 100 posti letto. Il problema attuale è il meccanismo con cui i pazienti, che sono ovviamente dei giovani, dei ragazzi, vengono indirizzati in questa struttura. All'Istituto Pio XII, unico in Italia nel suo genere, lavorano una ventina di dipendenti e anche per la loro tutela si sono subito attivati i sindacati, pur se i tempi prospettati sono strettissimi. Pensiamo di fare un'assemblea specifica per spiegare ai lavoratori la situazione, ma anche le eventuali vie d'uscita nel caso in cui non ci fosse proprio nessuna possibilità di recuperare questa vicenda. Il Pio XII è di proprietà della diocesi di Parma, che si sta attivando in tutte le sedi per scongiurare la chiusura del centro in cui passarono l'imperatore d'Austria e la famiglia Savoia e che già nel 1959 fu preventorio antitubercolare per i bambini.